Zoio, 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 Zoio. Buongiorno a tutti quanti, continua trionfalmente il mio tour vaccinale a bordo di questa Astra che, come sapete, mi è stata regalata da una nota casa farmaceutica. Però per i più puntigliosi, quelli che dicono voglio vedere il libretto vaccinale di Zaia, sono convinto che lui non ha fatto nessun vaccino. Io dico che i vaccini me li sarei fatti tutti. Inizialmente mi sarei fatto una donna moderna, però mia moglie non voleva. Poi mi sarei fatto Michelle Pfizer, che nonostante l'età direi valga sempre la pena, e mi hanno detto guarda che non è l'attrice. Allora pensavo di farmi Beyoncé e mi hanno detto guarda che non è la cantante. Non mi restava a fare altro che il Baby Johnson, e infatti mi sono venuti fuori dei capelli, guarda che bella, guarda che è una tutta boccolosa. Ma dirò di più, noi in Veneto a Valdobbiadene abbiamo messo a punto un vaccino strepitoso, l'unico problema è che sapeva da tappo e metterci un tappo corona non mi pareva il caso. Allora, siccome il Veneto è una regione umanitaria, abbiamo messo a punto un vaccino per l'Africa. Lo abbiamo nominato AstraSenegal. È un vaccino che puoi pagare anche in nero. In questo modo abbattiamo i costi standard. Zaia, un cognome, una garanzia. Zoio, 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 Zoio.